Ciao a tutti, sono Ernestina della Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. Adesso sentirete un saluto speciale dalla Venezuela. Lui è Jacinto Churión Daló e ci ha raccontato la sua storia di migrazione bellunese. Lui è pronipote di due bellunesi, Angelo Daló di Sedico e di Angela Darol. Ciao a tutti. Sono Jacinto Churión Daló e vi saluto da Guatire in Venezuela. La mia famiglia viene da Belluno. Jacinto è un avvocato venezuelano che si dimostrò sempre interessato nella storia delle sue radici bellunesi e, certamente, della storia di immigrazione della sua famiglia. Per fortuna, suo nonno Ángel María Daló dal Pont, nel centenario dell'arrivo della sua famiglia, aveva scritto un documento raccontando non solo la storia della propria famiglia, ma anche alcune vicende delle persone che venivano da Belluno assieme a suo padre in barca. Ma ve lo racconterò più in avanti. Torniamo adesso alla storia di migrazione di Jacinto, che inizia con suo trisnonno Angelo Daló, nato a Sedico il 10 settembre 1833, e sua moglie Angela Darol, nata il 29 maggio del 1844. Sedico è un bellissimo comune in provincia di Belluno. Tra montagna e valle ci affascina con le sue straordinarie panoramiche. Le Dolomiti Zoldane abbracciano il centro storico di Sedico. Oggi è un importante centro industriale e commerciale, ma è stata anche terra di emigrazione. Il 27 aprile del 2008 il comune ha posto i nomi dei sedicensi caduti sul lavoro in Italia e all'estero, sul monumento a loro dedicato il 1 maggio 1958. A metà degli anni 1870 inizia in Italia l'emigrazione di massa verso l'America del Sud, come fu il caso dell'antenato del nostro amico Jacinto. Il suo nonno Ángel María Daló dal Ponte gli raccontò che a metà del 1876 arrivò a Belluno visitando diversi comuni, tra quelli Sedico, da cui era originario il trisnonno Angelo, una persona di cognomi Babini, invitando le famiglie a venire in America. Fu così che circa 50 famiglie accettarono la proposta, compresi i suoi antenati. Questo signore Babini aveva agito come agente nella richiesta degli emigranti e nel coordinamento delle diverse modalità per il loro trasporto in questo continente americano. Dal luogo di origine, Belluno, alla città di Milano hanno viaggiato tutti insieme in un autobus che era trainato da cavalli. Poi, da Milano, hanno proseguito su rotaia fino alla Francia, fermandosi sul versante francese nella città di confine di Modane, mentre si preparavano per l'imbarco al porto di Marsiglia, da dove partirono per l'America. Al porto di Barcellona, in Spagna, il gruppo di 300 persone deve dividersi per alleggerire la nave, quindi 5 famiglie partirono dopo in un'altra nave che sbarcò a Puerto Cabello in Venezuela. Lì inizia l'avventura oltre l'ignoto. La stragrande maggioranza dei quasi 300 migranti coinvolti pensavano di viaggiare verso il Brasile o l'Argentina, le due destinazioni più ambite del Sud America. Ma non fu così. E il 17 febbraio del 1877 la navigazione italiana a vela chiamata Veloce arrivò al porto di La Guaira, facendo sbarcare il maggior numero di immigranti italiani mai entrati in Venezuela allo stesso tempo. 64 famiglie con circa 300 persone. Il bisnonno di Jacinto, Olivo Daló Darol, è arrivato da bambino con la sua famiglia, insieme a tanti altri bellunesi, in una terra sconosciuta e diversa dalla sua terra natale. Non sapevano dove si trovavano e è stato al momento dello sbarco che si rendono conto di essere in Venezuela. Se per caso alcuni dei nostri ascoltatori di Radio AVM Voce delle Dolomiti non lo sa, Venezuela è un bellissimo paese che si trova situato nel nord del Sud America. La sua capitale è Caracas e conta con più di 33 milioni di abitanti. Una caratteristica affascinante del Venezuela è la sua geografia e il suo ricco patrimonio naturale e storico. Venezuela è considerato come uno dei paesi con la maggiore diversità ecologica nel mondo. Ha un po' di tutto: spiagge di sabbia finissima con un mare di colore azzurro profondo. Si affaccia sul mare dei Caraibi e poi, a sud, al delta dell'Orinoco, sull'Oceano Atlantico.
La sua geografia variegata combina regioni tropicali con verdi foreste, climi desertici, giungle con una grande varietà di animali, poi anche pianure e ambienti andini. Il Venezuela è un paese straordinario con tanti tesori ancora da scoprire, tanti come in quel lontano 1800, quando arrivarono migliaia di italiani e milioni di migranti europei in queste terre lontane, in queste terre sconosciute. Il documento del bisnonno di Jacinto che ci racconta questa storia conta con quasi 60 dei cognomi arrivati in Venezuela, alcuni come Ristot, Casol, Carlin, Dinca, Cortina, Rolón, Somacal, Trevisan e Zanin, e l'elenco continua. La maggior parte degli immigranti italiani erano contadini, muratori e falegnami, e venuti con la speranza di una migliore qualità della vita, di un futuro per le loro famiglie, di nuovi orizzonti di prosperità. Una volta giunti nella città di La Guaira, continuarono verso la capitale del paese, la città di Caracas. I bambini e i bagagli viaggiarono nei carretti e gli adulti a piedi. Quel lungo viaggio fu difficile e faticoso, ma i racconti del nonno di Jacinto ci indicano che era tanta la magia e il fascino che l'America rappresentava per loro che sorpassavano ogni ostacolo che incontravano per strada. Era così grande l'ottimismo tra i nostri bellunesi che Jacinto ce lo racconta tramite un interessante aneddoto. Mentre viaggiavano, un giorno, un uomo del gruppo vide una moneta d'argento per terra ed esclamò: «Ecco un talero!» E, quando vuole prenderlo, un suo amico disse: «No, lascia perdere. Più tardi troveremo un morocota», che era un'antica moneta di oro del Venezuela. In quell'epoca in Europa si diceva che in alcune regioni d'America era difficile fare 2 passi senza trovare oro da qualche parte. Poi il viaggio continua e a Caracas furono ospitati in una grande casa che in un tempo era stata la sede del convento di La Merced, situato in un posto chiamato Tienda Honda. In Venezuela e tante altre parti dell'America, gli italiani erano noti per la sua cultura del lavoro, sacrificio e capacità, tanto che una volta che i proprietari delle tenute nella regione vennero a conoscenza della presenza di questi migranti nel paese, offrirono loro lavoro come contadini e braccianti. 4 delle famiglie rimasero nelle vicinanze di Caracas, 8 andarono a Carachaca e le altre partirono per Guatire, lasciando 8 famiglie guarenas che furono ospitate nel Tirado e destinate alla fattoria e al soccorro. Nuovamente a Guatire le altre famiglie bellunesi sono state distribuite tra le aziendes El Ingenio, Rincón Arriba, Rincón Abajo, Santa Cruz e La Siria. In queste tenute lavoravano prima come braccianti, poi come medianeros, ossia contadini che potevano lavorare la terra fino alla metà del raccolto. Per fortuna le loro conoscenze, le loro capacità e grinta bellunese furono fondamentali per il loro successo in Venezuela. La stragrande maggioranza dei bellunesi immigranti in Venezuela avranno successo, perché si adattarono facilmente al clima tropicale e alla vita nella città di Guatire, dove si stabilirono lavorando nelle haciendas, queste grandi tenute di campagna in cui vivevano e lavoravano come contadini. I nostri bellunesi a Guatire hanno trovato un ambiente simile al loro amato Sedico, già che, al di là del clima tropicale, Guatire è una valle circondata da montagne appartenenti alla Cordigliera della Costa ed è attraversata da 2 fiumi, il fiume Guatire e il fiume Pacairigua. Magari tanti dei nostri bellunesi, quando guardavano attorno e chiudevano gli occhi, pensavano di tornare, anche se per un istante, al loro Sedico, anche circondato dalle montagne. E quel rumore del fiume Guatire potevano sentire anche il rumore del fiume Cordevole. I racconti di Olivo Darrol, bisnonno di Jacinto, ci informano come il governo nazionale di Venezuela, allora presieduto dal generale Antonio Guzmán Blanco, nell'ottobre del 1874, aveva acquistato 2 porzioni di terreno con una superficie totale di 2280 ettari che rimanevano nella vecchia tenuta Araira, e lì si lavorò per sistemare un gruppo di immigranti francesi che poco dopo abbandonano il posto. Alcuni anni dopo, nel 1882, José María González, allora governatore della colonia,
fece in modo che gli italiani, che erano sparsi in diverse parti del municipio, si stabilissero in quelle ettari di terra, dando il nome di Colonia Bolívar. Già a fine 1800 Olivo scriveva in quel documento che il miglior contributo degli italiani alla comunità e al municipio è stata la loro consapevolezza che la vita è fatta di lavoro e sacrifici, sapendo anche esercitare la formula unica per ottenere il progresso: lavoro, risparmio e buona amministrazione. Già stabiliti, i nostri bellunesi iniziano subito a lavorare e pian piano la piccola casa col tetto di paglia diventerà una casa con tetto di tegole di zinco. Hanno installato impianti per l'industrializzazione della mandioca, chiamati rachos, che erano un complesso di macchine idrauliche, canoe e un patio. Da lì è nato il famoso amido che per molti anni è apparso nei listini prezzi degli articoli del mercato di Caracas, chiamato amido guatire. Nei documenti del Ministero dello Sviluppo dell'anno 1897 c'è una tabella che indica, tra tanti altri dati della Direzione di Statistica e Immigrazione relativa alla Colonia Bolívar, dove si trovavano i nostri bellunesi partiti da Sedico a fine 1870, che gli abitanti lì erano 523 quelli venezuelani, mentre che gli italiani erano 143. Poi i contadini erano 141, ma le faccende domestiche, ossia le donne, erano 110, tra altre categorie di lavori e mestieri indicate nell'elenco. I lavoratori a giornata lavoravano nei cementifici del posto. Alcuni avevano la casa propria, altri rimanevano a casa del datore di lavoro. Per questi ultimi la paga era metà in contanti e metà in vitto e alloggio. Così continuarono i nostri bellunesi sempre lavorando e aiutando a far crescere la loro nuova comunità. Aiutati da tanti paesani, tanti amici che, come la famiglia di Jacinto, aveva deciso di lasciare il loro caro Sedico per cercare fortuna nel nuovo mondo, quel nuovo orizzonte tanto desiderato che si chiamava Venezuela. Quell'eredità continua ancora oggi tramite tutti i discendenti. Jacinto ci racconta che il suo bisnonno Olivo si è adattato facilmente al Venezuela. Lui è arrivato quando aveva solo 4 anni. Crescerà lì, in quella colonia italo-venezuelana. Poi ha sposato Rosa Dal Ponte, con la quale ha avuto 13 figli, tra cui suo nonno Ángel María, che è quello che aveva scritto questo importante documento con parte della storia del posto e della storia della famiglia. Il suo bisnonno Olivo ha sempre lavorato come agricoltore e così ha iniziato la sua famiglia, insegnando anche valori cristiani e una buona educazione. Jacinto ci racconta che tra le usanze ereditate dai suoi antenati bellunesi c'è la preparazione della polenta e del pane di segale, tradizioni che mantengono ancora oggi, vanno di generazione in generazione, sempre tramandate con lo stesso amore e rispetto. Amore per le proprie radici e anche per rispetto ai tanti sacrifici fatti per onorare il coraggio di intraprendere un'avventura oltreoceano verso l'ignoto. Dopo sentire questa emozionante storia di immigrazione bellunese in America, e già verso la fine della nostra puntata di oggi di Ernestina dalla fine del mondo, voglio farvi sentire un saluto dal nostro amico Jacinto, direttamente da Guatire, nello stato di Miranda, vicino a Caracas, al nord del Venezuela, che ci regala questo saluto per voi. Invio un saluto a tutti i bellunesi del mondo. Dalla Venezuela, ciao e grazie. Grazie mille Jacinto per raccontare la storia di immigrazione della tua famiglia, è stato un piacere per noi. E anch'io voglio inviare i miei saluti a voi, cari bellunesi nel mondo, da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.